Da Gallio e Marghera fino a Città del Capo, attraversando il continente africano da nord a sud, lungo la costa occidentale. Un viaggio che è al tempo stesso un'avventura, un impegno sociale, un'occasione per capire e raccontare l'Africa come nessuno l'ha mai fatto prima. Ed è anche un primo passo per provare a cambiare il mondo. Nasce così il progetto Africa Plastic Road per documentare con un reportage l'impatto della crisi ambientale nel continente nero, dove l'abbandono dei rifiuti in plastica è una piaga che soffoca la natura e la popolazione. Protagonisti di questa missione ecologica sono il galliese Edoardo Alberti, videomaker di Media Nord-Est, e Sebastiano Busolin di Marghera, meccanico esperto, che affronteranno questa sfida a bordo delle loro Yamaha Tenere 700. L'Africa appunto vanta il triste primato di continente con più discariche a cielo aperto di tutto il mondo, quindi essendo un polmone molto grande, poter anche almeno provare a intaccare questo cancro appunto delle plastiche sottili, che sono quelle senza riutilizzo, è una bella avventura, nella speranza di poter ricambiare e cambiare, magari di toccare qualcun altro, anche solo una persona può essere un aiuto. D'altronde iniziare un nuovo cammino spaventa sempre, ma dopo ogni passo che percorriamo ci rendiamo conto di come spaventoso fosse rimanere fermi. Edoardo e Sebastiano fermi non staranno di certo e infatti sono già partiti per Tangeri, in Marocco, dove inizierà il loro attraversamento. È un inizio e io speriamo di essere anche utili per magari una nuova iniziativa, nuovi progetti e appunto per salvare anche cominciare a nel piccolo salvare il pianeta. Il progetto, sostenuto anche dai Milani, azienda rosatese impegnata in numerose attività a sostegno della sostenibilità e della tutela ambientale, non vuole solo documentare la situazione, ma trovare possibili soluzioni per riciclare parte dei rifiuti in plastica, trasformandoli in risorse utili per la popolazione locale. E noi di Media Nord-Est seguiremo passo dopo passo, o meglio chilometro dopo chilometro, questo viaggio con una serie di reportage dall'Africa. Il mondo cambia se c'è chi crede nel cambiamento. E allora, buon viaggio Edoardo e Sebastiano.